In zona Fiera, a Vicenza, è stato realizzato il più grande centro tamponi Covid del Veneto. Fino al 22 novembre si va ancora su appuntamento, previa prescrizione medica. Dal 23 novembre l'accesso sarà libero, senza prenotazione. A livello di informazione locale si è parlato di merito da attribuire al sindaco di Vicenza Francesco Rucco, mentre su scala nazionale si è detto di ricetta del governatore del Veneto Luca Zaia. Ma al di là dei meriti, tanto di cappello ad una struttura che fino a questo momento appare funzionale sotto diversi punti di vista. Facilità di parcheggio, attese relativamente brevi, che speriamo non mutino dal 23 novembre, grandi spazi interni del padiglione Fiera, tra l'altro riscaldato, che permettono di stare relativamente tranquilli, alleggerimento delle altre strutture ospedaliere. Ma qual è la formula? Viene fatto subito un tampone rapido, cosiddetto test antigenico rapido, e nell'arco di mezz'ora viene dato l'esito. Se è negativo tutto bene, se è positivo viene effettuato il tampone molecolare, con un'attesa per l'esito che dovrebbe variare dalle 24 alle 48 ore.